Buonasera, buonasera a tutti. Siamo collegati in un dibattito in questa forma in streaming organizzato dal PD, il cui titolo è Dopo il coronavirus, un futuro da ripensare. Abbiamo parlato molto, siamo nella cosiddetta fase 2. Non posso non ricordare in questo momento che c'è stata, ahimè, una fase 1, che è stata quella dell'emergenza più grave, e non possiamo non ricordare, perché credo che sia doveroso, che stando agli ultimi dati, purtroppo sul nostro territorio nazionale sono mancate, almeno si calcola, circa 34.000 persone in poco più di in circa 3 mesi, quindi è un dato che veramente fa riflettere. E quindi io credo che sia giusto affrontando un tema di carattere economico e legato alla politica, rivolgere un pensiero anzitutto a queste persone e alle loro famiglie e a tutti quelli che hanno assistito con grande coraggio e grande professionalità a queste persone. E diciamo è un incontro che prevede, io intanto mi presento, sono Enrico Giardini, sono un giornalista dell'Arena di Verona, mi occupo di politica e di amministrazione locale. Abbiamo come ospiti, ma in questo momento è impegnato nel voto di fiducia alla Camera sul decreto scuola, l'onorevole Maurizio Martina, del PD, che ci raggiungerà presto, il consigliere regionale del PD Zanoni, Andrea Zanoni, che Buonasera. è di Treviso, buonasera. Abbiamo collegata Anna Maria Bigon, veronese, Grazie, buonasera. consigliera regionale del PD in carica. Grazie. Poi abbiamo Massimo Castellani, che è il segretario generale della CISL di Verona. Buonasera Massimo. Buonasera, grazie. E poi ci raggiungerà Stefano Fracasso, che è il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale del Veneto, ci raggiungerà in un secondo momento. Era previsto un intervento iniziale dell'onorevole Martina, ma appena sarà possibile interverrà lui. Parliamo di rilancio, un futuro da ripensare. Ecco, Zanoni, un futuro da ripensare declinato in vari temi. Uno di questi è l'ambiente, diciamo, l'ambiente, la prospettiva ambientale legata anche allo sviluppo, perché quando si parla di sviluppo non si può non parlare anche di sostenibilità, almeno questo è un tema forte del PD. Ecco, da questo punto di vista, Zanoni, quali sono le prospettive? Come va ripensato dal punto di vista ambientale questo futuro? Beh, allora, innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio l'invito di Anna Maria a questa diretta e mi associo naturalmente al pensiero appena espresso per quanto riguarda le vittime di questa emergenza, di questo coronavirus. Ecco, per quanto riguarda la questione post-emergenza e questione coronavirus, effettivamente le ripercussioni economiche si faranno sentire, lo abbiamo già visto, i dati relativamente alla cassa integrazione, alle piccole attività che stanno chiudendo e alle attività che potrebbero chiudere dopo il fermo anche dei licenziamenti, potrebbero essere veramente molte e le ripercussioni probabilmente verranno sentite in tutto il nostro Veneto e non solo per diversi mesi. Io credo che dovremmo pensare a un rilancio di tutte le attività, diciamo, della nostra regione, visto che stiamo parlando di Veneto, anche in prospettiva di quello che sarà uno dei progetti più importanti dell'Unione Europea degli ultimi 20-30 anni, che è quello del Green New Deal. Fino a prima di questa emergenza si parlava del Green New Deal come appunto prossimo appuntamento importantissimo per l'economia, quindi per uno sviluppo sostenibile e l'Unione Europea aveva già iniziato, la Commissione Europea, a distribuire i primi fondi. Ricordo, si parla di 1.000 miliardi, i primi 7 miliardi e mezzo sono già stati suddivisi per i 27 Stati membri e l'Italia tocca una cifra non considerevole, sono 364 milioni
di euro che diventano 1 miliardo e 300 milioni con i cofinanziamenti importantissimi per cominciare in particolare a convertire tutte quelle attività molto impattanti per il territorio e che creano problemi di inquinamento e soprattutto di emissioni che nuociono al clima. Ecco, io credo che recentemente ho sentito anche dei colleghi eurodeputati, tutti mi confermano che il programma della Commissione europea, nonostante il Covid-19, sul Green New Deal viene mantenuto, anzi è un'occasione in più, e quindi con questi investimenti importantissimi noi dobbiamo veramente pensare a un rilancio, soprattutto qui in Veneto, dove abbiamo un'imprenditoria molto vivace, dove abbiamo dei casi veramente di eccellenza. Io l'altro giorno ho postato su Facebook la notizia relativa a un'azienda trevigiana, quindi veneta, di Spresiano, la Iron Lev, che prima al mondo, pensate, ha realizzato un ascensore a levitazione magnetica, con una tecnologia nuovissima che è stata studiata e ideata presso l'Università di Parma e che potrà essere applicata ai treni, ai tram, alle metropolitane e che consentirà di risparmiare moltissima energia e di ridurre al minimo quelle che sono le manutenzioni, perché non c'è più attrito. Quindi, per non parlare poi di un'altra azienda di Montebelluna, sempre nel Trevigiano, che ha ideato dei pannelli fotovoltaici con una resa superiore del 70% rispetto agli attuali, molto sottili, flessibili, adattabili a qualsiasi situazione. Un'imprenditoria che ha dato della tecnologia che è stata utilizzata nei satelliti dell'ESA, della NASA. Quindi con il Green New Deal, se noi, Stato italiano, ma soprattutto Regione Veneto, sapremo investire questi soldi, potremo veramente rilanciare l'economia, andare verso l'economia sostenibile, verso l'economia circolare, potremo dare delle risposte anche a tutti i problemi che abbiamo di inquinamento e creare posti di lavoro, ma lavoro interessante, ad alta professionalità. Finalmente potremo avere i giovani degli altri stati europei che arrivano da noi per trovare occupazione e non più i nostri che sono costretti a cambiare stato, ad andare lontani dal proprio territorio, dalla propria regione per trovare lavoro. Quindi credo che il Green New Deal sia una risposta anche a questa esigenza. Purtroppo devo dire che la politica attuale non è abbastanza sorda a questo, perché sappiamo che la questione dei cambiamenti climatici non è nel DNA di tutti gli schieramenti politici, nel nostro sicuramente. E tanto per dire, oggi abbiamo assistito in Consiglio regionale alla presentazione di... Voi mi sentite? Sì. Benissimo. No. Sì, sì, sì. Andiamo verso la chiusura, Zanoni, dobbiamo, con quest'ultimo esempio del Consiglio. Alla presentazione di un progetto di legge Veneto Cantiere Veloce. Ho paura che dopo l'emergenza arrivino risposte sbagliate che prevedono strade sbagliate che fanno parte del passato. Io ricordo ad esempio qualcuno dell'attuale opposizione a livello nazionale ha proposto cancelliamo il Green New Deal, qualcun altro ha detto dobbiamo andare avanti con i condoni edilizi. Non sono queste le risposte che dobbiamo dare. Noi come gruppo consigliare abbiamo realizzato con l'Università di Padova, con la collaborazione di 29 tra ricercatori e docenti, un lavoro che si chiama Veneto 100% sostenibile, per arrivare entro il 2050 a un Veneto che è autonomo per quanto riguarda l'energia e che consuma energia da fonti rinnovabili. Voi pensate, per un processo del genere, come potrebbe cambiare la nostra società, come potremmo dare delle risposte anche all'inquinamento dell'aria? Siamo tra le regioni al mondo più inquinate in assoluto, con tutte le ripercussioni anche a livello sanitario, attuando queste politiche. Quindi le ricette ci sono anche i soldi, perché sappiamo che senza fondi e finanziamenti in certe strade è difficile percorrere, basta la buona volontà e basta crederci, perché crederci è secondo me una delle cose più importanti per poi attivare tutti questi programmi. Bene, grazie consigliere, quindi ci ha spiegato, anche grazie alla sua, mi consenta, proverbiale puntualità anche nell'esporre dati, progetti, progettualità,
che lo sviluppo dell'economia può andare d'accordo a braccetto con la sostenibilità. Il sottotitolo di questo incontro è il rischio di nuove disuguaglianze sociali e nel mondo del lavoro. Allora, noi abbiamo Anna Maria Bigon, che come Zanoni, precedente oratore, è consigliera regionale, lo ricordiamo, è stata sindaca in passato del comune di Povegliano Veronese, è un avvocato, mi pare, e ha un'esperienza amministrativa, è stata in consiglio regionale. Ricordiamo non tanto agli interlocutori, ma a chi ci segue, che si andrà a votare in Veneto come in altre 5 regioni, presumibilmente il 27 di settembre per il nuovo consiglio regionale. Anna Maria Bigon, ecco, consigliera, queste disuguaglianze, però parliamo di un tema che è stato centrale in questi 3 mesi, purtroppo è stato centrale in questi 3 mesi, che è quello della sanità. Ecco, quali sono le prospettive da questo punto di vista per la Regione Veneto, che sappiamo essere così, una delle potenze, possiamo dirlo, insomma, a livello nazionale per quanto riguarda la sanità, e poi ecco anche una riflessione, visto che parliamo di sviluppo e di lavoro, anche sulla formazione professionale, sulla una competenza che spetta alla Regione. Ecco, Anna Maria Bigon. Grazie mille Enrico, grazie a tutti voi. E se mi sentite bene? Sì. Ecco, grazie. Allora, disuguaglianze. Io partirei proprio dalla sanità per quanto riguarda le disuguaglianze, perché la sanità è un settore, un servizio fondamentale, tutelato dalla Costituzione ed è la materia principale, anche sotto l'aspetto economico, della Regione. Difatti la Regione ha un bilancio annuale di 10 miliardi di euro, di cui il 70% viene investito appunto nella sanità. Disuguaglianza, mi viene in mente l'aspetto economico-reddituale, perché noi la sanità la dobbiamo garantire a tutti indipendentemente dal reddito. E sappiamo invece che una buona percentuale, ad esempio di pensionati, non riescono nemmeno a fare la visita medico nei tempi prescritti dal loro medico, nei termini appunto indicati, proprio perché non hanno la possibilità di pagare una visita medico privata, perché spesso noi abbiamo delle liste d'attesa pre-Covid molto lunghe, e questo è una prima discriminante, io credo, all'interno di un settore fondamentale. Sanità, che appunto dicevo investe tantissimo la Regione, è una materia fondamentale. Noi abbiamo visto quanto in questo periodo è servita ed è fondamentale la sanità pubblica, tanto che il Covid e tutte le sue conseguenze sono state prese in carico proprio dalla sanità pubblica, poco ha partecipato il privato. E quindi noi dobbiamo sempre di più investire in questo, perché è l'unica che dà una garanzia, prima di tutto sulla prevenzione, e la prevenzione è fondamentale, cosa che non ha interesse invece il privato, proprio sotto l'aspetto economico, e soprattutto dà una garanzia proprio della tutela della salute indipendentemente dal reddito, e noi dobbiamo puntare qua. Il Covid ha lasciato parecchi strascici, nel senso che la sospensione comporterà un ulteriore allentamento anche delle liste d'attesa, un ulteriore prolungamento. Noi abbiamo visto che è stato anche soprattutto grazie al professor Crisanti, che è intervenuto nonostante un blocco iniziale a dare dei suggerimenti corretti, ma è stata soprattutto anche la medicina di territorio che la Regione Veneto sta completamente smantellando. Noi dobbiamo invece da questa esperienza negativa trarre quelle che sono le conclusioni positive, e quindi capire che gli investimenti nella sanità territoriale e quindi nei servizi, e soprattutto nel servizio pubblico, è fondamentale per proseguire correttamente a tutela di ognuno, senza fare disuguaglianze, perché questo credo che sia fondamentale. Noi abbiamo visto, ad esempio, in questo periodo quanto è stato ritardato l'intervento da parte della Regione nelle case di riposo che lo stesso Zaia ha sempre definito autonome nella gestione, cosa che in realtà non è assolutamente così. Quindi questa è stata una prima incongruenza molto importante che ha inciso su questo, e soprattutto ha inciso anche sugli effetti, perché non possiamo pensare che una direttiva del Ministero data a fine gennaio del 2020 venga recepita dalla Regione e portata come indicazione nelle case di riposo solo a fine marzo, e quindi a oltre un mese e mezzo dall'inizio di questa pandemia.
e tante congruenze ci sono state. Noi adesso dobbiamo puntare appunto su una sanità territoriale e ad esempio in questi mesi e in questo anno ho fatto tantissimo lavoro per quanto riguarda il ripristino delle assunzioni, perché abbiamo ad esempio dei distretti che sono ancora scoperti dalle dirigenze, che sono andati in pensione e che non sono stati sostituiti, e qua parliamo di territorio. Ci mancano i medici di base. Questo per quanto riguarda prima, e soprattutto adesso ne abbiamo capito l'importanza di questa figura e dobbiamo assolutamente investire anche qua, aumentando quelle che sono le borse di specializzazione. Noi abbiamo applicato solo in parte, ad esempio in questo periodo, le USCA, che sono le unità speciali che sono andate a sostegno delle unità territoriali dei medici di base, e solo in parte qua nel Veneto sono state applicate, e questa è stata un'indicazione sostenuta e voluta dal governo, e dobbiamo prendere buon atto di questo e metterli a loro sostegno. Una cosa che dobbiamo adesso fare, proprio in prospettiva, è quella di rendere a tempo indeterminato, e qua dentro anche l'aspetto lavorativo, tutte le persone che sono state assunte a tempo determinato per il Covid, noi dobbiamo portarle a rivedere le piante organiche e tenerle all'interno del nostro settore sanità, perché questo è importante. E ad esempio poi, oltre a queste assunzioni, noi dobbiamo anche pensare che tutti i posti letto che sono stati aumentati, e parlo del Veneto, raddoppiati per quanto riguarda ad esempio le terapie intensive, le semi-intensive e le malattie infettive, da 490 siamo andati a 800, questi dobbiamo mantenerli, perché i servizi pubblici, anche nei posti letto, sono stati diminuiti, che ne dica Zaia. È vero il contrario. Dal 2002 ad oggi, mentre i posti letto pubblici sono diminuiti del 20%, quelli dei privati sono aumentati del 16%. Quindi vuol dire che qualcosa non ha funzionato, e mi permettete che il governo è loro da 20 anni, non da poco, da sempre. Quindi è tutta una cosa comunque da loro gestita, da loro voluta. Perché? Perché il modello veneto è quello lombardo. Il modello della maggioranza attuale non è quello di un Veneto di una sanità pubblica, è quello di una sanità privata, e senza lombarda, e senza entrare nel merito della sanità privata, perché io credo che la concorrenza ci possa anche essere, ma io devo puntare come regione una sanità pubblica per la tutela di tutti. E a Verona abbiamo il 50% del privato. Questa è la realtà, abbiamo il 50%. Quindi la prospettiva... Prego. Un passaggio anche sulla formazione professionale, perché dobbiamo toccare anche quel tema lì. Dovesse diventare assessore magari alla formazione professionale, non so, che cosa farebbe di diverso da quello che è stato fatto finora? Beh, intanto bisogna puntare in estrema sintesi, evidentemente. Bisogna investire le somme necessarie in modo tale che questi diano veramente la formazione ai ragazzi. Io ad esempio sono intervenuta in questi mesi proprio per capire anche per gli stage eccetera che questi hanno dovuto fare in periodo di Covid, soprattutto nell'incertezza che hanno avuto all'interno delle aziende, ma la formazione è fondamentale. Noi abbiamo delle scuole che vanno avanti esclusivamente con contributi regionali, e la regione deve assolutamente dare la possibilità a questi ragazzi di formarsi e di partecipare a una formazione in modo tale che siano in grado di poter lavorare all'interno di un territorio che ne ha assolutamente bisogno, come il Veneto. Un altro intervento che ho fatto è sui stagisti, sono rimasti completamente scoperti e la regione deve ancora intervenire. Ecco. Bene. Grazie consigliere Bigon, magari lo ricordo giusto perché si è parlato di elezioni regionali, che per quanto riguarda il Veneto penso che sia, visto che insomma sto moderando un incontro diciamo promosso dal Partito Democratico, che il Partito Democratico ha un candidato alla presidenza della regione, Arturo Lorenzoni, che è il vice sindaco del comune di Padova, assieme in una coalizione di centrosinistra in cui c'è il PD, il Veneto che vogliamo, ecco, però insomma questo è il candidato. Si è parlato di lavoro e qui vado a Massimo Castellani. Come cambia il futuro del lavoro e come cambiano soprattutto i rapporti di lavoro? Ma vorrei chiedere anche a Castellani, anche così una battuta se vogliamo più di carattere di metodo, di metodologico, come cambia anche il suo ruolo e il ruolo del sindacalista con queste modalità di rapporti, diciamo,
anche virtuali, cioè l'assemblea ci sarà ancora, le decisioni verranno ancora condivise. Ecco, la partecipazione, che sappiamo essere una delle fondamenta teoriche anche del sindacato oltre che della politica, come cambierà e come è cambiata in questo periodo? Castellani. Buonasera a tutti e grazie dell'invito e dell'opportunità datami per poter, spero, portare un contributo che possa interessare voi e gli ascoltatori. Allora, Enrico, come cambierà? Io la vedo un po' così. Queste vicende che ci ha appena attraversati sta portando in maniera molto accelerata all'utilizzo di strumenti come quello che noi facciamo in questo momento. Se vi do un dato, all'INPS sta lavorando in smart working, quindi da casa, circa l'80% delle persone. E in questi mesi qua hanno lavorato in maniera, come credo non mai, hanno lavorato il 25 aprile, primo maggio, Pasquetta, perché c'era questo bisogno di liquidare gli ammortizzatori sociali. Se questo bisogno di lavorare in smart working fosse avvenuto in una situazione normale, senza questa necessità data dal Covid, credo che forse 6 mesi non erano abbastanza per trovare accordi, fare ricerche. Sono bastate 24 ore, 48 per trasformare una modalità di lavoro da ufficio a remoto, abitazione. Questo ci deve fare riflettere. La prima riflessione è questa: è possibile dare delle accelerazioni, se lo vogliamo, alle modalità di lavoro e modalità produttive solamente se ne siamo convinti, e non solo se c'è una rivoluzione come quella che abbiamo e che stiamo assistendo. Questa è la prima cosa che tutte le volte dobbiamo ripeterci. Il secondo, se questa sarà una modalità di lavoro, dovremo pensare come o riuscire a fare in modo che questa modalità sia contrattualizzata, è un termine, mi rendo conto, da sindacalista, però non è pensabile utilizzare gli stessi strumenti che abbiamo utilizzato fino a ieri per determinare la produttività di una persona all'interno del proprio luogo di lavoro, utilizzarli per determinare la produttività della stessa persona quando lavora da casa. Servono dei parametri di misura, dei sistemi di misura completamente diversi, e non più quindi sulla qualità, ma sui risultati che questa persona può portare. Un'altra riflessione è che questi tipi di lavoro che vengono volti da remoto hanno due necessità. La prima, che poi ci tornerò, è la formazione. È stato possibile fare questo tipo di modalità per quelle persone che avevano la possibilità di farlo perché avevano una formazione a monte che gli permetteva di collegarsi e di lavorare con i computer. Gli altri no, sono stati estromessi. Prima parlavate di disuguaglianza, questa è stata la prima disuguaglianza che è parsa subito in 24 ore. La seconda è che la maggior parte delle persone che fanno questo lavoro sono persone di genere femminile, che ancora non avendo fatto la dovuta cambiamento culturale del ruolo della donna all'interno della famiglia, si rischia che le persone, che queste svolgano non uno ma due, forse 3 lavori se c'è la presenza anche di una persona anziana in casa, 2 se non c'è la presenza anziana ma c'è solo la presenza del figlio o del marito. Quindi anche su questo credo che sia necessario. L'altro, io credo che ci sia in corso un'accelerazione fortissima per quanto riguarda la digitalizzazione. La digitalizzazione, il mondo si è accorto di quel mondo, perché ha invaso tutti, si è accorto che l'uomo è fatto di carne che si può anche ammalare. Se avessimo più robot all'interno dei luoghi di lavoro probabilmente non avremmo avuto le stesse crisi. Le aziende invece che erano maggiormente tecnologicizzate, maggiormente robotizzate, hanno avuto meno impatto rispetto e hanno potuto partire immediatamente prima. Tutto questo cosa comporta? Comporta una parola chiave assolutamente. La prima cosa è che ci sia in questi cambiamenti il ruolo del sindacato
in grado di supportare le persone nei cambiamenti, quindi con modalità contrattuali completamente diverse rispetto a quelle di prima. Tu mi chiedevi se faremo ancora le assemblee, se ne faremo. Io ho fatto tante di quelle assemblee in questi ultimi 2 mesi, che solo il Signore lo sa perché mi vedeva da qua. E le facevo in questa modalità qua. Notavo che c'era attenzione, notavo che c'era partecipazione, notavo che c'era puntualità. 3 elementi che non ho mai avuto modo di notare negli ultimi almeno 10 anni. L'altra questione che mi viene da dire è che le persone chiedono delle risposte, chiedono dei risultati, che tu lo facci in un'assemblea dove trovi delle persone distratte, che tu lo facci da remoto, in questo con un computer localmente. L'importante è portare a casa alle persone dei risultati. Stavo dicendo la formazione è il discrimine del futuro. Una volta pensavo, qualche giorno fa, abbiamo inventato il trattamento di fine rapporto per dare la possibilità alle persone, quando perdevano il posto di lavoro, di avere delle risorse economiche sufficienti per potersi trovare un altro lavoro. Ora credo che al trattamento di fine rapporto debba essere non sostituito, perché altrimenti verrei dimissionato nel giro di 24 ore, ma il trattamento di fine rapporto debba essere affiancato un pacchetto formativo dove io possa, attraverso le mie competenze, rimettermi in gioco all'interno del mercato del lavoro. Questo credo che sia da pretendere. Certo. E dobbiamo prima di tutto rendere consapevoli le persone, perché non lo sono. Perché una persona che ha, non dico la mia età, che ormai vuol dire, non sono più da mercato del lavoro, ma una persona che ha 50 anni, che ha fatto per 30 anni il magazziniere, è difficile fargli capire che se perderà il posto di lavoro come magazziniere dovrà fare, salutiamo l'onorevole Martina, dovrà fare dell'altro. Buonasera, buonasera onorevole. Scusate il ritardo, ma ho avuto un'emergenza. Andiamo a conclusione con il segretario Castellani. Quindi è pronto anche, è disponibile a entrare in diretta, e quindi potrebbe entrare in diretta anche Stefano Fracasso. Quindi andiamo a brevissima conclusione con Castellani e poi sentiamo l'onorevole Martina. L'ultima battuta, permettetemi, sono incentivo primi interventi sia di Zanoni sia di Bigon, di questi soldi che devono essere ben utilizzati. Nel bene utilizzati i tempi, mi raccomando, perché non è la stessa cosa dare i soldi a un'azienda ora o darli fra 2 mesi. Fra 2 mesi potremmo trovare i portoni di quell'azienda chiusa e dargli i soldi non servirebbe assolutamente a nulla. Grazie. Grazie. Allora, a questo punto sentiamo l'onorevole Martina, dovrebbe uscire a questo punto dalla Andrea Zanoni per permettere l'ingresso di Stefano Fracasso. Lo salutiamo. Vi ringrazio e saluto tutti, grazie dell'ospitalità e ciao. Grazie, a presto. Allora, onorevole, intanto buonasera e benvenuto a questo dibattito. Entriamo subito, qui stiamo parlando di rilancio post-coronavirus. Abbiamo letto suoi articoli che riguardavano per esempio la guerra del cibo ai tempi del coronavirus, poi ha parlato di taglio del cuneo fiscale per salvare il nord produttivo. Ecco, onorevole, lo ricordiamo già Ministro dell'Agricoltura, ecco, onorevole, quali sono, se possibile, sintetizzare le ricette per un rilancio del nord produttivo, ma per un rilancio del paese dopo questa tragedia? Ma intanto un saluto a tutti, vi chiedo ancora scusa per il ritardo, ma purtroppo in queste ore stiamo cercando, come Diego Zardini sa, di chiudere anche alcuni provvedimenti, o meglio alcune proposte emendative al decreto rilancio molto importanti che hanno a che vedere con anche col tema della serata e del vostro incontro, e purtroppo tra il blocco dell'aula, la ripresa dei lavori e un po' di spostamenti bisogna cercare di fare tutto. Io voglio stare un po' nel solco delle cose che ho sentito anche prima di me. Noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli che siamo in una fase straordinaria e delicatissima. Nessuno ha bacchette magiche in tasca, non abbiamo ricette, nessuno le ha. Quello che dobbiamo sapere è che la variabile tempo, come si diceva prima, nella reazione a questo scenario è decisiva, che la questione ancora per qualche mese, ahimè,
almeno fino all'inizio dell'anno prossimo, sarà, dal mio punto di vista, da concepire ancora come fase emergenziale dal punto di vista economico-sociale. Quando dico fase emergenziale, dico di una fase dove la questione di dare ossigeno alle imprese, alle persone, per reggere l'urto di questo cambio, di questo passaggio, è la questione numero uno. Allora, noi sappiamo benissimo che nella mole di interventi impostati coi decreti, tutti messi insieme, noi siamo a un pacchetto di risorse e diciamo una mobilitazione potenziale di finanziamenti che sono in linea con quello che sta accadendo in giro per l'Europa, se non per il mondo. Noi non siamo al di sotto di altri paesi nei pacchetti fondamentali, nelle quantità, diciamo, ipotizzate per far fronte a questa fase. Quello che noi di differente dagli altri abbiamo, soprattutto in questo momento, è la capacità del sistema, diciamo, paese, in particolare sul fronte burocratico-amministrativo, di allinearsi il più possibile con i bisogni che le nostre imprese, le persone, le famiglie hanno, perché abbiamo lì sì un grande tarlo, un grande problema che attraversa la storia di questo paese anche recente, e cioè di fare in modo che si scarichino a terra le scelte nel più breve tempo possibile. Io penso che noi dobbiamo concentrarci su questo, perché poi i correttivi anche alle varie misure che sono state fatte, certo che si possono fare, si devono fare in alcuni casi. Adesso noi ci stiamo occupando di 1000 questioni, da come alzare le soglie per il ristoro degli affitti commerciali a come cercare di far meglio il lavoro, ad esempio sulle garanzie. Per fortuna la macchina un po' ha rodato e ci sono anche dei segnali, devo dire, concreti di un cambio di passo. Se guardo ad esempio sulla cassa integrazione, possiamo dire che forse siamo arrivati a un passaggio in avanti positivo. Guardo i numeri delle mie province, delle province lombarde che conosco di più, ma penso che sia la stessa cosa anche per voi in Veneto. Qualcosa per fortuna è migliorato rispetto anche solo a settimana scorsa. Non basta e noi dobbiamo sapere che su questo dobbiamo avere l'assillo, l'ossessione dei tempi. Poi al tempo stesso, scusate se tocco il secondo punto e poi mi taccio, certo che noi dobbiamo sapere che accanto a questo lavoro enorme di gestione del quotidiano, nella capacità che dobbiamo avere di non far chiudere le imprese e di non lasciare a casa nessuno, dobbiamo anche sapere che tutto quello che si è mosso, in particolare in Europa, grazie al lavoro che abbiamo fatto e che configura davvero una nuova Europa potenziale, ancora oggi quello che ha fatto la BCE, prendete solo questo, l'annuncio di oggi, di reiterare il pacchetto di acquisti potenziali della BCE nell'ordine dei, non mi ricordo, credo 600 miliardi di euro per sostanzialmente accompagnare l'Europa nella fase emergenziale è cruciale per noi. Cioè, al di là di tante chiacchiere dei nostri amici avversari politici, oggi l'Europa tra BCE, Commissione. Sono il vero scudo, il vero ombrello che garantisce la possibilità per noi poi di innestare vere politiche strategiche. E qui c'è il secondo tema, riuscire a fare concretamente quel lavoro che va fatto oggi per la mole di risorse che abbiamo a disposizione, di ragionare in termini strategici su come vogliamo modellare il paese dal punto di vista del suo sviluppo, cercare di capire alcuni tarli da risolvere, aggredire definitivamente e provare a fare dei ragionamenti che non siano solo quelli del sostegno e dell'intervento quotidiano di corto respiro, che io difendo, per essere chiari, perché quando la gente fa fatica a arrivare alla fine della giornata c'è bisogno anche del sussidio, ok?
io francamente non sto dalla parte di quelli che bistrattano i sussidi in una fase come questa come se fossero il problema. Il problema non è quello, il problema non è finire lì e non limitarsi a quello, ma arrivo da Bergamo, so che cosa vuol dire come voi avere, se in una città come Bergamo 2000 persone chiedono per la prima volta l'accesso agli strumenti dei servizi sociali per poter avere qualcosa da mangiare, voi vi rendete conto, come me, della portata del problema. A Bergamo, non a Trapani, con tutto il rispetto per Trapani, non in paesi in realtà dove tradizionalmente magari ahimè, purtroppo un problema serio. Allora, noi dobbiamo, il secondo tema è davvero quello di delineare concretamente una strategia che metta in moto tutte le risorse possibili, le spenda tutte bene, le spenda su opzioni strategiche, e qui ci sono delle questioni enormi da affrontare, dalle infrastrutture materiali e digitali al tema del cambio di fase sul modello, anche manifatturiero, anche industriale del paese, per presidiare alcuni settori, fare il salto tecnologico che non abbiamo fatto fin qui, riorganizzare anche le politiche al servizio degli enti locali per fare in modo che si liberino possibilità. Allora, questo è il lavoro che dobbiamo fare noi, sapendo, ed è l'ultima cosa che dico, che io credo davvero nel fatto che soprattutto in questo momento viene fuori, consentitemi questa riflessione su di noi, adesso viene fuori la funzione del PD, la funzione vera del PD, che è quella della composizione degli interessi differenti di questo paese in un unico disegno generale. Se non lo facciamo noi questo mestiere, ancora una volta, io non vedo nel dibattito pubblico altri soggetti che possono farlo questo mestiere, perché è chiaro che in una cosa come questa, se ciascuno di noi alza la mano, rivendica i propri bisogni e finisce lì, non ce la caveremo, non ci salveremo, perché ciascuno avrà da dire sempre qualcosa legittimamente di diverso e particolare rispetto agli altri. Allora, chi fa questo lavoro di composizione dei bisogni e degli interessi? A partire da alcuni temi cruciali, il lavoro, l'impresa, l'idea di uno sviluppo equo, i territori che tornano ad essere decisivi. Si è detto che questa emergenza ci ha fatto scoprire, magari non a noi che li conoscevamo un po' di più, non lo dico con arroganza, lo dico conosco alcuni di voi, da Stefano agli altri, e so che non dovete certo andare a lezione di territorio. Qualcuno l'ha scoperto oggi. Torna prepotentemente il ruolo dei territori. Bisogna interpretare una nuova progettualità anche lì. Pensate a che cosa deve essere la riorganizzazione del sistema sanitario territoriale, per tutte le cose che abbiamo visto che non sono andate dentro questa emergenza. Quindi, per farla breve, io penso che noi, ci piaccia o no, ci dobbiamo far carico di questa missione. Dobbiamo sempre davvero cercare di stare coi piedi per terra, e quindi anche quando c'è la rabbia verso quello che ancora non va, bisogna avere la capacità di ascoltare, però noi non soffiamo sulla rabbia, noi quella rabbia la dobbiamo incanalare in una giusta risposta, concreta, seria, di buonsenso, reale, che si veda. Allora, le ossessioni che abbiamo noi di vedere ogni giorno quanta cassa integrazione è stata pagata, quanti prestiti effettivamente sono stati fatti, quanti ne mancano ancora, l'ossessione di dire usiamo tutte le risorse a nostra disposizione, non facciamo battaglie ideologiche su strumenti che potrebbero invece fare la differenza per tanti, e impegniamoci a ragionare ad esempio di come questa cosa che tutti dicono della sburocratizzazione, non ce n'è uno che ovviamente non voglia la sburocratizzazione, poi però quando devi tradurla in un fatto, la sburocratizzazione è qualcosa di molto complicato e bisogna mettersi lì e presidiare le cose. Ecco, io penso che noi siamo questo, senza pretendere di avere tutte le risposte, perché chi dice di avere tutte le risposte oggi bleffa.
perché di fronte a una cosa del genere, quando tu hai un calo del PIL di questa portata, con uno shock simmetrico nel mondo di questa ampiezza, e fermi il pianeta come mai era accaduto, sei di fronte davvero a un altro tempo della storia, e non è poco. E quindi secondo me noi dobbiamo avere questa consapevolezza e lavorarci. Bene, grazie, grazie onorevole. Grazie a voi. Lei parla, l'onorevole Martina ha parlato da l'esponente di un partito che è un partito di governo. Ecco, passo la parola a Stefano Fracasso, capogruppo del Partito Democratico del Consiglio regionale del Veneto. In Veneto invece il Partito Democratico non è al governo, si presenta con una coalizione. Adesso mi verrebbe così anche da dire subito, ecco, quali sono le prospettive del Veneto verso le regionali, anche alle luci del fatto, ecco, introduco un tema, che la compagine, diciamo così, di governo, in Veneto esprime, almeno mi risulta che finora dovrebbe esprimere 3 candidati alla presidenza, quindi diciamo che la compagine di governo, PD, 5 Stelle, mi riferisco a Italia Viva, non sarà, almeno se non ci sono sorprese dell'ultima ora, insieme in Veneto. Ecco, Fracasso, quali sono le prospettive in un Veneto che negli ultimi 25 anni è sempre stato amministrato dal centrodestra, e mi ricordo, ma adesso non voglio fare così, riporto un dato: 5 anni fa finì 51 a 23, ecco. È una battaglia, la parete, diciamo, è sempre più ripida o è scalabile per voi? No, ahimè la parete è ripida, è ancora molto ripida, e tra l'altro ricordo che 5 anni fa il terzo incomodo era Flavio Tosi, e insomma le vicende di queste ore insomma sono ovviamente preoccupano, se non altro non tanto per quello che gli viene contestato, quanto per quello che si mostra come l'infiltrazione della criminalità organizzata in Veneto e in particolare a Verona. Però per stare all'oggi, no, la parete è molto molto difficile, diciamo che qua siamo proprio al 6° grado, per stare sulla scala delle difficoltà alpinistiche, ed è una parete che è diventata, se possibile, anche più difficile dopo questa fase. Perché non c'è dubbio che durante questa emergenza, quando insomma si tocca la salute dei cittadini, insomma si impongono e si rafforzano i capi degli esecutivi. Il capo dell'esecutivo è il sindaco, capo dell'esecutivo è il presidente della regione, capo dell'esecutivo è il presidente del Consiglio. Poi se il capo dell'esecutivo fa degli errori, allora si espone anche a delle cadute. Mi pare che sia la situazione lombarda, non è la situazione veneta. Zaia esce rafforzato da questa fase, l'ha gestita in termini di comunicazione in maniera assolutamente centrata su di sé, quindi non è neanche un tema di par condicio, un tema che non c'è stato nemmeno pluralismo in questa fase qui. Quindi, ripeto, la parete è davvero molto molto verticale. Ma attenzione, certi mali del Veneto non sono scomparsi, sono dietro l'angolo. Non è scomparsa la fuga dei giovani dal Veneto. Il Veneto non è una regione attrattiva, e questo è un problema. Vuol dire che il tessuto economico e sociale di questa regione, non adesso quando non si poteva uscire di casa, ma prima, a differenza del tessuto economico e sociale della Lombardia, dove c'è il grande attrattore di Milano, ma a differenza del tessuto economico e sociale dell'Emilia Romagna, dove non c'è una grande metropoli, ma c'è un tessuto assolutamente attrattivo, sta a segnalare una difficoltà. Peraltro, anche sul piano, diciamo, dei fondamentali economici, l'Emilia si mostrava con dei tassi di crescita maggiori di quelli veneti, a segnalare che, ed ecco qui vengo al punto, che qui manca una politica strategica che riguardi soprattutto l'economia. Mi fa piacere che ci sia il segretario generale della CISE di Verona. Cioè,
la spina dorsale del Veneto è la manifattura, ed è una manifattura che lavora per il mondo, prima di tutto per l'Europa, direi che prima di tutto per la Germania, cioè quindi, ed è inserita in filiere assolutamente di grandissimo valore, da quella dell'automotive, che in questo momento è in grandissima crisi e trasformazione, ma potrei dire del sistema della moda, potrei dire del sistema anche dell'elettromedicale, per fare alcuni esempi, dell'agroalimentare. Allora, questo sistema qui era in affanno prima dell'emergenza Covid, c'erano segnali di affanno. Ovviamente adesso i segnali di affanno diventano segnali di sofferenza più che di affanno. Allora, su questo c'è un pensiero strategico che guardi oltre questa emergenza, che cominci a rimettere in fila quali sono i settori strategici per tenere in piedi questa regione qui, su quali investire. Bisogna accompagnarli da un punto di vista finanziario, ma non solo, bisogna accompagnarlo dal punto di vista delle competenze, cioè adesso si è detto molto lo smart working, no? Ma anche questa cosa qui, cioè il digitale era già entrato nei capannoni, cioè i torni sono a controllo numerico, voglio dire, no, non so, più là con la manovella e regolo, ok? Allora, qui c'è bisogno di mettere dentro ai capannoni una competenza, una formazione, che vuol dire investire nella formazione continua di chi lavora, di chi produce, a partire dall'istruzione, ma fin dentro la fabbrica, grande tema, anche della contrattazione territoriale, quindi questo investe il welfare integrativo. Quindi vedete che se stiamo un po' oltre la patina, che siamo sempre i più bravi del mondo, gratta, sotto ci sono dei temi veramente importanti, ma di grande rilevanza. Allora io penso, siccome la parete è nel breve molto verticale, per i motivi che vi ho detto, nel lungo invece, bisogna fare la traversata qua, e a fare la traversata bisogna attrezzarsi e avere idee chiare sul futuro. Ed è su questo futuro che io ritengo il PD in Veneto, ma non solo in Veneto, l'ha detto prima Maurizio Martina molto bene, deve guardare. E se abbiamo questa capacità, possiamo investire noi politicamente in questa fase per raccogliere i frutti in fasi dove le pareti, anche perché si ristabiliranno un po' di regole, diciamo, di funzionamento fisiologico della democrazia e del dibattito pubblico, perché in questi mesi, insomma, abbiamo visto, insomma, no, tutti erano preoccupati per la salute prima e adesso per il lavoro, e quindi il dibattito si è molto ristretto. Questa è la sfida. Se la raccogliamo, facciamo questo investimento e guardiamo lungo e ci confrontiamo con le forze sociali, perché ecco qui devo anche denunciare qualche nostro strabismo. Io ho sempre sostenuto che la società civile del Veneto, più che nelle piazze, anche delle sardine, con i quali ho tutto rispetto, sta dentro i capannoni, sta dentro i laboratori degli artigiani, sta dentro, no? È lì che noi dobbiamo riallacciare dei fili e un confronto per guardare a quell'orizzonte strategico di cui ho detto. Questa mi pare la sfida. Poi è evidente che non è riuscita qui l'operazione di tenere assieme tutto lo schieramento, e questo è un elemento di debolezza, appunto, bisogna riconoscere come elemento di debolezza. Chiaro poi che fracasso, e questo poi per fare il matrimonio, per fare diciamo, i raggruppamenti, bisogna che ci sia un'intenzionalità, diciamo, da parte di tutti, perché uno può avere anche il desiderio di farle, ma poi se quell'altro non ha bocca è difficile farlo. Ecco, però io allargherei un attimo, ecco, il Partito Democratico, almeno mi pare che sul tema delle infrastrutture è un tema così spinoso per quanto riguarda anche il rapporto con il mondo dell'imprenditoria, che ha sempre chiesto le infrastrutture. Ecco, per esempio, ha detto l'alta velocità, ovviamente fatta secondo i criteri, è sempre stato favorevole, ecco, diversamente da, per esempio, dai 5 Stelle, che ha sempre, ecco, su temi dello sviluppo ci siete, no? Cioè, ha parlato di cose che credo un elettore di centrodestra, tutto sommato, fatte alcune distinzioni, potrebbe condividere. Ecco, ma che adesso
mi perdoni, ma la semplificazione, ma che cosa vi manca per quell'appeal finale definitivo che dopo, che dopo nel Veneto vi manca, ecco. Anzi, è stato, adesso non lo dico per cinismo, ma insomma è stato in calo effettivamente, ecco. A fronte di questi proponimenti e di questi temi, poi che cosa vi manca per acchiappare per arrivare in cima alla parete, insomma, ecco, per capirsi. Allora, prima Domanda. di tutto ci manca anche a volte un po' di umiltà, nel senso l'umiltà è quella, insomma, quella virtù, io dico, che ti fa ascoltare chi hai attorno. A volte abbiamo peccato di presunzione, di avere la ricetta e di non guardare in faccia i veneti per quello che sono. Questo ci ha complicato alcune vicende, vi ricordo quella sul referendum dell'autonomia, cioè lì la nostra incertezza ci è costata un rapporto con i veneti, perché poi insomma che se ne dica, quando 2 milioni di persone vanno alle urne, cioè qualcosa ci deve pure essere, no? Non può essere ridotto tutto alla propaganda, c'è qualcosa sotto che va colto e va interpretato, va colto e interpretato. Quindi questa è una cosa. La seconda, non c'è dubbio, adesso non c'è Maurizio in collegamento, ma è anche una debolezza di rapporto col governo che c'è stata in passato e che adesso stiamo recuperando con l'azione dei 3 sottosegretari, ma ci sono stati governi anche nostri dove il Veneto non esisteva sostanzialmente, no? Allora non si costruisce un'alternativa credibile in Veneto, in una regione così importante, insomma, con la Lombardia, con l'Emilia, sono le regioni che reggono l'economia del paese, senza una interlocuzione forte col governo che sia in grado di tradurre le istanze, soprattutto ripeto, del tessuto economico e sociale, anche nelle misure nazionali, perché ci vuole anche quello, cioè si deve accompagnare una proposta veneta con una proposta nazionale che sappia interpretare. Se ci fosse Maurizio lo direbbe meglio di me, perché lui è da sempre un sostenitore, cioè qui la questione del nord esiste, non c'è solo la questione del sud, cioè di come recuperare le arretratezze di sviluppo delle regioni meridionali, che esiste purtroppo anche là, poi con tutta una serie di conseguenze, ma c'è anche un tema di come mettere nelle condizioni queste regioni qui di poter esprimere al meglio la loro capacità di innovazione su tutti i fronti, e questa è un'altra mancanza. Noi abbiamo alcuni assi che qualche carta da giocare non siamo mai riusciti a tradurre fino in fondo, ed è che invece poi in tanti comuni, anche in alcune città, questo rapporto con i veneti riusciamo a costruirlo. Io ho fatto il sindaco, vedo l'Anna Maria ha fatto il sindaco, io ho fatto il sindaco in un comune dove la Lega, insomma, e il centrodestra prendeva il 60%, ma posso dire di Padova, potremmo dire di Rovigo, adesso potremmo dire no, ci sono, ecco, e allora se riusciamo a mettere assieme queste cose, un po' di umiltà e di ascolto, un rapporto più forte col governo, dove si capisca quali sono anche le questioni del nord, e un atteggiamento, come dire, un modo di proporsi che è quello tipicamente che viene da chi ha fatto i conti con l'amministrazione locale, possiamo recuperarla possiamo stare in campo, ecco, possiamo confrontarci con la testa alta. Grazie Fracasso. Allora, giro la domanda Anna Maria Bigon, poi ne ho un'altra anche per Castellani, che anche se non è un consigliere, però ho una domanda anche per lui. Ecco, la stessa domanda che ho fatto a Fracasso. Ecco, ha parlato giustamente Fracasso del ruolo dei sindaci, no? Del ruolo di chi ha l'esecutivo in mano, di chi deve governare e amministrare. Abbiamo visto che cosa hanno fatto questi sindaci in questo periodo, sono stati travolti veramente da incombenze, e hanno risposto, io credo di poter dire, ma insomma, io credo di poter dire che ho visto veramente un impegno incredibile da parte di tanti sindaci, di tutti i partiti, di tutte le coalizioni. Ecco. Però ecco, la domanda che faccio, ecco,
lei che si è confrontata e si confronta con il territorio, che cos'è poi che manca, che una sorta di garanzia quasi che il Veneto non vi dà, cioè voi non riuscite a dare il Veneto, o che forse magari qualche tempo fa, adesso non voglio essere troppo così ficcante, ma insomma c'è stato un periodo non tanti anni fa in cui il PD era arrivato anche al 40% in certe zone, poi ha perso dei pezzi, ecco. Che cos'è che manca per poter avere una competizione vera con il centrodestra? Ma intanto grazie a Stefano perché condivido tutto quello che appunto ha detto e credo che l'intervento veramente di Maurizio Martina sia stato molto importante. E partiamo da qua, Enrico, cioè per noi la vediamo come una missione ed è una missione per noi dove cerchiamo di incanalare la rabbia e magari non siamo proprio populisti, nel senso che difficilmente lo diveniamo, anche se il nostro compito, quello che almeno io ritengo, quello che noi riteniamo è quello di studiarci le cose e soprattutto di cercare di risolvere le problematiche. Vedo che invece spesso, magari in questo momento, no, anche di sfiducia nei confronti generali della politica, tante volte le persone vogliono più una presa di posizione magari forte, meno profonda, ma più forte e a volte più polemica, cosa che difficilmente noi riusciamo a fare. È vero anche che in certi momenti forse abbiamo ascoltato poco, per carità, la gente. Io credo che come sindaci però, io per prima, Stefano sicuramente e tanti altri, le persone le abbiamo proprio ascoltate e abbiamo cercato di fare il bene proprio delle persone. Credo ci sia anche un'alternanza che a volte gioca spesso a favore ma anche a sfavore, nel senso che tante volte le persone e i cittadini vogliono anche vedere la parte avversaria, no? Cosa che in Veneto non sta succedendo da anni, ma ci prepareremo per questo, perché il Veneto ha bisogno di una dirigenza completamente diversa. Io sono convinta che la gente lo capirà, lo sta capendo. Io insisto sempre sulla sanità perché credo che la persona più debole debba essere soprattutto tutelata, ma credo anche che abbiamo tanti altri problemi, come ad esempio l'ambiente, lo diceva bene Zanoni, e siamo la bandierina nera per quanto riguarda la cementificazione, per quanto riguarda anche il verde, la riduzione. Hanno tentato di ridurci il parco della Lessinia e non hanno saputo valorizzare quelli che sono i nostri prodotti locali. Parlano ad esempio magari di mare e non pensano al lago, quindi il turismo è poco incentivato, o quantomeno la regione dovrebbe fare una propaganda molto più pressante e pesante, perché noi siamo comunque una regione turistica e i numeri sono buoni, ma sicuramente potremmo fare anche un altro tipo di turismo. Io penso soprattutto a un turismo, ad esempio, legato molto all'agricoltura per quanto riguarda la Lessinia, e non è ridurre il parco per dare la possibilità agli agricoltori di lavorare. Queste sono politiche che a mio parere, a nostro parere del gruppo regionale, sono completamente sbagliate o comunque diverse da quelle che noi vogliamo. Io credo che se continuiamo con questo sistema la gente capirà che anche in Veneto le cose devono essere cambiate. Non abbiamo ad esempio puntato sulla natalità, un'altra bandiera nera del Veneto. Noi facciamo scappare i giovani dopo aver investito tanto, ma nello stesso tempo non ovviamente sosteniamo le famiglie per avere la possibilità di dare un'alternanza anche di generazione, è vero? Perché la natalità è fondamentale per portare avanti la società. Parliamo di case di riposo, ma adesso le case di riposo sono supportate dai figli degli ospiti. Fra 20 anni non avremo più nemmeno questa possibilità. Ecco, io credo che sono cose magari meno populistiche rispetto a quello che la gente vorrebbe. Troveremo il sistema per comunicarle in modo corretto e sicuramente prenderemo in mano anche la regione. Per il governo c'è l'alternanza e anche per i comuni spesso. Bene, io chiudo con un'ultima domanda a Castellani. Prima non abbiamo forse dato un dato che è nazionale, che attingo da quotidiani autorevoli, si parla di 400-450 mila posti di lavoro persi in questi mesi. Mi ricordi il dato veronese e Veneto, se non ricordo male, lavoro dipendente, credo fossero intorno ai 50-55 mila, di cui un dato che ho sentito recentemente, di cui circa 15.000 nella sola provincia di Verona. Allora, Castellani, chiudiamo con lei, per lei che ha il contatto con il mondo del lavoro. Ecco, ho parlato di lavoro
parlava dell'INPS prima, poi ci sono le piccole e medie imprese da 1, 2, 3 persone, ecco. Avrebbe mai pensato di trovarci in una situazione del genere nel ricco Veneto, nella ricca provincia di Verona, e se intravede però una speranza e chiudiamo con cioè un messaggio positivo, diciamo, ecco, possiamo lanciarlo al termine di questo dibattito. Non sentiamo più Castellani, ci sente? Ha il microfono spento, devi accendere il microfono. Massimo, devi accendere il microfono. Eccolo, adesso l'aveva acceso. Ok. Attendiamo un attimo. Hai sentito la domanda, Massimo? No, ha il microfono ancora spento da quello che vedo io. Ma forse Massimo, non ci ha sentito. non ci ho sentito. Proviamo a vedere un attimo. Vediamo. Attendiamo un attimo. Una volta dicevano il bello della diretta, qui si potrebbe dire il bello dello streaming. Allora, il dato... Hai sentito la domanda? Allora, Massimo Castellani, prego. No. Ci sono dei problemi. Aspettiamo un attimo, poi... Massimo, ci hai sentito? Adesso? Adesso? Sente? Sì. Parla Massimo. Perché vedo l'iconcina ancora. Aspetta un attimo. Adesso no, si parla. sente. Hai sentito la domanda? No, abbiamo dei problemi di audio con Castellani. Proviamo. No, ci sono dei problemi. Niente da fare. Niente. Vabbè, niente. Ci sarà un'altra occasione sicuramente per interloquire con Castellani, ricordiamo segretario generale della CIS di Verona, che ha partecipato a questo dibattito così sulle le prospettive di rilancio dopo il coronavirus, a cui hanno partecipato l'onorevole Maurizio Martina, deputato del PD, il consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, il capogruppo del PD in Consiglio regionale Stefano Fracasso, che salutiamo. Buonasera. Era stato in linea con noi prima Andrea Zanoni, pure consigliere regionale del PD. Io ringrazio, mi chiamo Enrico Giardini, sono un giornalista dell'Arena, ringrazio per la possibilità così di interloquire con loro, con voi, per questo dibattito. Sono anche così occasioni di cimentarsi con nuove modalità anche di comunicazione e di dibattito che probabilmente dovremo utilizzare ancora più spesso. Ringrazio e saluto, buonasera a tutti. Grazie a tutti. Buonasera. Ciao.